Si è svolta ieri al Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento l'assemblea dei soci per l'insediamento del nuovo presidente e della nuova governance. Per dare ufficialità a che il dottor Nenè Mangiacavallo sarà alla guida di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, nominato direttamente dall'assessore regionale alla formazione Roberto Lagalla. Il presidente facente funzioni Giovanni Di Maeda, che è stato alla guida del consorzio fino ad oggi, riprenderà la sua carica di vicepresidente al fianco del dottore Mangiacavallo, medico e con una lunga esperienza in politica, che insieme al professor Lavanco rappresenterà l'Università di Palermo. Un sentito ringraziamento a chi ha gestito con difficoltà nell'ultimo periodo il consorzio universitario, in primis al dottor Giovanni Di Maeda, lo ha dichiarato il dottore Mangiacavallo, continuando: ho accettato con piacere la nomina di presidente di Empedocle perché credo fermamente nel ruolo fondamentale che il consorzio può avere per la provincia di Agrigento e spero che possa sempre diventare il volano della crescita non solo culturale ma anche economica e sociale di un vasto territorio che possiede grandi e riconosciute potenzialità. Mentre il dottor Di Maeda nella sua dichiarazione esprime grande compiacimento per la nomina del dottor Mangiacavallo, che è espressione del nostro territorio. Vi è già grande unità di intenti rispetto al lavoro fatto e alle nuove prospettive di crescita del consorzio universitario e lavoreremo unitamente al rappresentante dell'Università di Palermo, professor Lavanco, nell'interesse di tutti. Con la nomina del nuovo presidente del Consiglio di amministrazione, un'offerta formativa più ampia dell'Università degli Studi di Palermo e un corso di laurea in mediazione linguistica e culturale della scuola Agora Mundi. Il consorzio Empedocle si candida così a essere uno dei migliori poli per l'accoglienza dei suoi numerosi studenti che vorranno intraprendere nuovi e importanti studi non solo nella nostra provincia ma nell'intero territorio regionale e nazionale, promuovendo una lunga serie di iniziative culturali di spessore per ampliare maggiormente il suo raggio d'azione. Giorno 29 luglio l'insediamento del presidente Nenè Mangiacavallo e la nuova governance verrà presentato con una manifestazione pubblica nell'auditorium del Consorzio Universitario nel rispetto delle normative antivirus anti-Covid emanate dallo Stato centrale.